Si chiamano Domomea e Comunidades e già dalla denominazione si evincono i loro obiettivi: dare l'opportunità alle persone più fragili di emanciparsi dall'assistenzialismo a cui spesso sono condannate, diventando più autonome nelle faccende del quotidiano. I due percorsi di inclusione sociale e lavorativa, progettati dall'Assessorato Servizi Sociali e Politiche Giovanili in tandem con il CESP di Nuoro, sono stati presentati questa mattina presso la sala di rappresentanza del Comune di Nuoro. Presenti all'incontro con la stampa, tra gli altri, l'assessora Valeria Romagna, la dirigente Maria Dettori e il direttore del CESP Salvatore Sanna. È un progetto sperimentale che speriamo venga gemmato ovunque, che diventi una buona prassi in tutta la nostra isola, perché lo riteniamo fondamentale come investimento sulle persone, sulla società. È un modo diverso di affrontare le abilità che ognuno di noi ha al proprio interno. Il percorso, che interesserà 15 persone con disabilità dai 18 ai 50 anni, durerà circa 5 mesi e si prefissa di insegnare ai partecipanti a gestire autonomamente le piccole attività del quotidiano e della vita sociale che possono parere scontate, ma per le quali le persone fragili possono incontrare difficoltà. Il CESP sarà inoltre completamente attrezzato con la presenza al suo interno di un vero e proprio appartamento in cui verranno condotte le simulazioni con i partecipanti. L'obiettivo finale è sicuramente quello dell'indipendenza, una sorta di lavoro sul durante di noi per garantire un dopo di noi agli utenti più dignitoso e sicuramente non dipendente totalmente dai servizi. Domani mattina, a partire dalle 10:30, il CESP in via Bellisario 61 aprirà le porte a tutte le famiglie interessate al progetto per permettere loro di visionare gli spazi e di parlare con i responsabili. Il bando di partecipazione è stato pubblicato oggi sul sito del Comune www.comune.nuoro.it. I termini per la presentazione della domanda scadranno il 28 novembre.